Wow, invece grande wrestling, saluto il comandante veneziano, Fiori, eccoci qua, siamo su WWE 2K18, siamo i primi contendenti per l'Intercontinental, ma ancora non abbiamo la possibilità di avere un match. Qua non ho capito, raga, probabilmente sono cambiati i match. Sì, diciamo che sono cambiati i match uscendo dalla Universe, non lo so. So solo che adesso abbiamo lo show. Siamo all'ultima settimana prima di No Mercy. Ok, e allora ok, adesso se la vedono è nata una nuova, cioè diciamo che Bray Wyatt, dopo praticamente i miei due rivali del mio inizio di carriera WWE, adesso sono rivali tra di loro. Benissimo, vince Kane, perfetto. Strowman, Metallic, vince Strowman. Con Jack Gallagher e Apollo Crew, ragazzi, c'è un'altra rivalità tra Battista e Jack Gallagher, cioè incredibile. Vince Apollo, chiaramente. Poi qua i puttanoni, vai, fa forza Page e non ce la fa. Vediamo qua Trish Stratus, ragazzi, contro Alexa Bliss. Ok. Noi abbiamo un match contro Curtis Axel. Ok, vabbè, c'è un motivo per avere questo match, perché la rivalità è finita con White. Vediamo adesso che succede. No, cazzo, ho sbagliato ancora ho tenuto ancora il costume del pay per view, ho sbagliato. Dopo lo cambio. Cerchiamo di portare a casa sto match. Vai. Buono. Finora abbiamo veramente una striscia di vittorie incredibili. Speriamo di continuare. Suplex. Bravo Kuma. Noi dobbiamo continuare così, cazzo. Bisogna continuare così. Ecco. Magari non proprio così. No, cominciamo male. Veneziano ha bisogno assolutamente. Bravo, e Veneziano c'è. Veneziano dimostra di esserci. Vuole assolutamente questa possibilità per andare per il titolo intercontinentale. Sarebbe una cosa buona e giusta. Altra dimostrazione, ha tenuto il costume da pay per view, l'ha tenuto da pay per view proprio per dimostrare agli uomini da WWE che merita questa possibilità, cavolo. Attenzione, perché stiamo un po' soffrendo adesso, Aia. Ma questa l'ho parata, però sì. No, invece no, cavolo. Non ci voglio credere. Partita non facile, match non semplice. Bravo Veneziano, però recupera. E dopo faccio una cavolata inaccettabile. Aia. Axel è già un po' ferito la testa. Devo svegliarmi, però adesso c'è un momento non bello. Aia, questa l'ho sentita, anche questa. Ok, torniamo nella mischia. Bellissimo. E ancora, però qua facciamo un brutto errore. Sì, vabbè. Qua veramente incredibile Axel, si vede che è in difficoltà. Ma questo non dovrebbe essere un match difficile, diciamo che mi stanno mettendo comunque match non impossibili. Questo non capisco perché, forse non credono ancora nel Kuma. Mi libero subito. Questa dimostrazione che Veneziano c'è. Attenzione, prova il jackhammer, ma non va. Questo è un brutto errore da parte di Veneziano, non ci credo. Cosa vuole fare? 619. Aia. Un momento non facile per il Kuma. E qua la para molto bene, però. E ci prova lui. Jackhammer. E la fa. Grandissimo Kuma. E adesso la carichiamo. Vai.
E attenzione, c'è la Come Slam. Grandissimo veneziano che la ribalta, forse la chiude già. 1, 2. Si salva Axel. Si salva Axel, fortunato Axel. I think we're at the point in this match where the finisher could be used at any moment here. Attenzione Axel, si ribella. Aia. Speravo di chiuderla, ma ancora veneziano che la para da fenomeno. Bellissima DDT, mamma mia, DDT pesante. Veneziano si bea. Veneziano si bea della sua classe. Ci prova ma la sbaglia, non ci credo. Qua veramente il Kuma è peccato di presunzione. Orrendo sto errore. Questo è veramente un brutto errore, è una finisher Axel, speriamo bene. Match a questo punto era match scontato e invece l'abbiamo riportato in corsa Axel. Aia, che sbaglio. Ci prova, adesso prova la finisher. Me la fa. Qua rischiamo che di perderla. E il Kuma si salva. Il Kuma si salva alla grande, però non possiamo più sbagliare adesso, No, che sfiga. No, qua la paro. Alzati, alzati e ci provo, vai. Bravo, vai Kumendone. Vai Kumendone, perfetto, perfetto. Eccolo qua ragazzi. Eccolo qua. E vai. Adesso la carichiamo, un'altra angle. Sì, angle. Kuma Slam. Vai di Kuma Slam. Mi sento più tranquillo oggi con la Kuma Slam che va. È finito, è finito. È finito. Altra vittoria ragazzi. Un Kuma veramente devastante, che però non ha ancora avversari degni di nota a mio parere. 3. E si va a vincere. Ottima prestazione del fenomeno italiano. Here is your winner, the boss. Sì, The Boss Marco porta a casa un altro successo. Ragazzi, ben evento bellissimo tra Shawn Michaels e Ric Flair. Lo porta a casa Ric Flair, ragazzi, The Nature Boy. It's incredible. Complimenti, complimenti. Siamo al No Mercy, ma probabilmente questo è uno show di SmackDown. Allora, Edge, Kurt Angle, bellissimo. Match normale, non c'è in palio niente, vince Edge, complimenti, complimenti, complimenti. Scende infatti Angle, peccato per lui. Poi abbiamo match tag team Zack Ryder, ok, perfetto. Jimmy e Jay portano a casa la vittoria. Anche qua non c'è la cintura, ma comunque un pay per view di merda finora, a parte il primo match. Dopo un altro match normale tra Dolph Ziggler e Rob Van Dam. Vince Rob Van Dam. Ok, qua per il titolo Women's Champion vince Natalia. Qua poi abbiamo il main event per la cintura degli Stati Uniti tra Rusev e AJ Styles. Vince AJ Styles che mantiene il titolo. E alla fine abbiamo un promo di fine show di John Cena, ma alla fine attenzione, arriva The Undertaker. Ai, penso che ci sarà una sfida sicuramente tra Cena e Undertaker, sarà epica. Vediamo la situazione con la prima settimana di novembre dopo il pay per view No Mercy. Allora, le rivalità in corso, vediamo a Raw. Ora abbiamo Stone Cold, Shawn Michaels, bellissima, Battista Gallagher, Kane, Brock Lesnar, mamma mia. Insolita Strowman, Reigns e poi vabbè le donne, cacchi suoi. Qua di bello abbiamo... Beh, insomma, John Cena Undertaker, ragazzi, è bella, però in realtà è ferma in questo momento la rivalità. Andiamo a vedere i championship. Allora, qua abbiamo Stone Cold che mantiene comunque il titolo, che ha incassato il Money in the Bank, Strowman il primo contendente, veneziani, in questo momento è 13esimo, sta salendo benissimo, però io sto aspettando questa opportunità che ancora non ce l'ho. A questo punto se c'è Strowman, ragazzi, devo cominciare a rompergli le palle, perché io voglio la possibilità del titolo. Allora andiamo a vedere, avviamo il show di Raw e vediamo i match in programma, vediamo un attimo cosa possiamo fare, ragazzi.
Ok, no, stavo guardando alcune cose. Vabbè, un Battista batte Neville, White batte Dar, Strowman vince con Cedric, Seth Rollins, qua vediamo, vincono beh Rollins e Ambrose, Lesnar e Kane, mamma mia, contro Sheamus e Cesaro. Questo è veramente un tag bello cazzuto. E ragazzi abbiamo Kumenda Goldberg, ragazzi, oddio. Questo è veramente un gran match, ragazzi. Secondo me mi stanno, diciamo, aumentando gli avversari sempre più per darmi la possibilità di fare questo match, però questo sì che è duro, ragazzi. Speriamo primo bene. Match veramente incredibile e durissimo. Non sarà facile, proviamo. Infatti già fatto la cagata storica. Calma, qua è tutta un'altra cosa, qua vogliono testare. Qua vogliono testare veramente se il Kume è degno. Grande, come questa è veramente una gran mossa su Bill Goldberg. Qua il Kume vuole dimostrare di essere un pro, ragazzi. L'importante è portare a casa. Attenzione Goldberg, subito, spero sia un match bello, tosto. Per un accennato match, diciamo, a mio parere, ancora non devastante. Questo è il primo devastante. Qua le prendo anche. Voglio fare la jackhammer a Papa Goldberg, la voglio fare. Grande, comunque ancora non ho cambiato, non ho cambiato ancora il robo. Dio Cristo, devo ricordarmi. Mamma mia ragazzi, qua le stiamo prendendo. Qua siamo già gialli. Siamo già gialli e non siamo cinesi. Siamo già gialli e non siamo cinesi. Chiaramente non siamo pesi massimi, quindi questo ci può dare un po' di problemi, ma non volevo essere scontato, insomma. Un po' spammare perché grande. Dai, diamo fastidio, bravissimo. Si libera subito però Bill si libera subito, noi siamo già un po' feriti. Goldberg niente. Bravissimo, questa è una gran mossa però, questa è una gran mossa di veneziano. Buono, spezziamoli il collo, bravissimo veneziano. Neckbreaker e Goldberg se ne va, attenzione. Ma porca miseria, si libera veneziano, si libera incredibilmente. Mamma mia, match iper epico. Qua Goldberg si para bene però. Questa non ci voleva. Si prepara la spear, ai ai ai. Ai ai ai. Qua stiamo prendendo abbastanza le bombe da Goldberg, non siamo ancora pronti per questi match, questa è la dimostrazione. Appena abbiamo trovato un avversario più forte, ci ha massacrato proprio la jackhammer. Eccola qui, no, non la fa invece, non la prova. Il Kume tenta il miracolo. No, la sbaglia, vabbè, ma sono un pirla però. Il Kume prova a ribaltarla, il veneziano ci prova, anche se sarà quasi impossibile. Yes! Eccolo qua, vai fioi. Il pugno kumembiano, yes! E qua devo provare il braccio teso, lo sprint della morte. La dobbiamo rischiare, io sono morto, mamma mia. Sì, e glielo mette. Grandissimo veneziano, quasi morto, glielo mette, però sarà quasi impossibile schienarlo. E ce la fa Goldberg. E ha solo la testa gialla, ragazzi, noi siamo morti fisicamente parlando. No, porca miseria. Non possiamo permetterci di sbagliare più, si fa la jackhammer, è finita.
Non la vuole fare, vuole umiliarci Goldberg. Mamma mia. Siamo finiti ragazzi, forse neanche non serve la jackhammer, adesso la fa. Adesso va il jackhammer. No, si salva il Kume, si salva. E gliela faccio io! Ribalta tutto veneziano! Ribalta tutto veneziano, incredibile. Ribalta tutto veneziano, incredibile. Se vinco questa voglio il match per il titolo intercontinentale. Ti prego, la Kume Slam. E va di Kume Slam, mamma mia cosa ha fatto veneziano. Match epico, no, se la vinco sono un fenomeno. Qua forse ho rallentato un po', speriamo bene. Mamma mia cosa ho vinto. Era perso ormai il match. No, fantastico. No, dimmi che diventiamo amici. No, Fioi. No, è stupendo. Ho vinto il match più importante della mia carriera. Meraviglioso. Mamma mia, incredibile. Ok. Qua abbiamo Bray Wyatt The Rock e vince Wyatt. Sasha Banks la mettiamo qua. E qua abbiamo il commento, oddio, contro il buggatissimo TJP. Yes, ragazzi, ve l'ho risparmiato il match. E portiamo a casa una facile vittoria, anche se mi ha fatto sudare sto qua, boh, sarà buggato, non lo so. Ma me la fa sempre sudare. Grande Kume. Arriva la vittoria. Chiaramente non vado a dar fastidio a sto rimbambito. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. Oh yes, grandissimo. Eccolo qua. Ecco il Kume, signori. Ecco il Kume, eccolo qua. Finalmente, veneziano. Ha fatto capire di che pasta è fatto il campione intercontinentale dopo il match vinto con TJP. Adesso so cazzi tuoi. Veneziano entra veramente nel clima WWE, ragazzi. Purtroppo vince Strowman. Questa non me l'aspettavo, ragazzi. Cioè, faccio l'invasione, ma comunque Strowman porta a casa, diciamo, la vittoria. Non so in che contesto. Però è stata un'interferenza che non è andata nel verso giusto. Quindi speriamo non sia un problema per... Vabbè, qua finiamo i match. Pareggio. Porca miseria, mi aspettavo di meglio da questa interferenza. E invece, one disaster. Male. Adesso vediamo anche un po' i power ranking, le robe, bisogna un attimo capire perché non me l'aspettavo sinceramente di andare così male. Non capisco sinceramente. Qua comunque la dà a lui, vabbè. Notizie. Non ti dice niente, prossimo evento, tanto qua andiamo verso Hell in a Cell. Qua vediamo Kevin, Zack Ryder, Randy Orton, bello fatta il 4-way, vince Randy Orton, cazzo, complimenti. Becky, Nakamura con John Cena e Jay Styles, perfetto. Adesso vediamo Hell in a Cell, un bel pay per view, ragazzi. Ok, in crescita, però ancora insomma non vedo niente di che. Notizie,
Comunque il Kuma non è presente. Il prossimo evento vediamo l'Hell in a Cell. Siamo già a ottobre, ragazzi, siamo già ad ottobre. Vediamo cosa propone la card. Allora, bellissimo questo. Ok, raga, siamo all'Hell in a Cell. Ora Ric Flair batte Roman nel promo inizio show. Battista, Jack Gallagher. Attenzione, vince Jack, incredibile, questo è veramente incredibile. Kane, Brock Lesnar, vince Kane. Non c'era in palio niente. 6 Man Armageddon, Hell in a Cell, vince lì. Attenzione, Lita vince il titolo, grandissima. Match normale The Rock, Finn Balor, vince Finn Balor. Ok. Promo di fine show, Braun Strowman, attenzione, ecco, lo sapevo, il Kumendone, si vince il promo, grandissimo. Questo chiaramente non possiamo vederlo perché era suo, ma il Kume si intromette e vince, questo è veramente importante, quindi vuol dire che andiamo per il titolo, ragazzi, nel prossimo mese si parte con la rivalità per il titolo intercontinentale, molto bene. E qua, ragazzi, main event Universal Championship, Shawn Michaels, Steve Austin mantiene il titolo, complimenti a lui. E niente, finisce qua, ragazzi. Il Kume porta a casa il promo. Lo sapevo. Questo è molto importante, ragazzi, è molto importante perché se facciamo un promo contro Braun vuol dire che ci sarà la possibilità di andare per il titolo. Lita ha vinto il titolo, sono full contento. Qua ancora non ci sono novità. Ok, ragazzi, siamo nel mese di novembre e secondo me si parte a bomba con siamo contro Kane, però sicuramente mi romperà i maroni a mio parere. Notizie, vediamo se c'è qualche vediamo, rivalità. Eccola qua, non c'era quella potenziale con Goldberg, non c'è, ed è in crescita quella con Brawl per il titolo intercontinentale. Ragazzi, ci siamo, è la nostra occasione, sta arrivando e ce la meritiamo, anche perché insomma abbiamo dimostrato, qua siamo i primi contendenti da un bel po', e qua soprattutto stiamo salendo, forse anche qua, vediamo, siamo noni anche nel titolo universale, signori, il Kume c'è. Raga, sotto il commento veneziano, nel prossimo video secondo me inizierà veramente la rivalità tra Strowman veneziano per il titolo intercontinentale. Ciao!